Secondo quanto racconta il quotidiano La Repubblica quest'oggi, l'articolo è di Tommaso Ciriaco, Antonio Di Pietro, con il quale siamo collegati e che salutiamo, buongiorno Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Antonio Di Pietro, dicevamo, nei giorni scorsi, dopo aver letto quanto dichiarato proprio a Radio Radicale da Beppe Grillo, e cioè non solo la stima che Grillo ha di Pannella come politico, che ci diceva Di Pietro pure quindi non è questa la questione, quanto il sostegno di Grillo annunciato ai quesiti dei referendum radicali. Di Pietro ci racconta questa storia anche a noi. Volentieri, dunque, precisiamo subito alcune cose. Primo, nei confronti del Partito Radicale di Marco Pannella, Grillo ha espresso, io ho espresso, insieme abbiamo espresso stima e considerazione e rispetto. Mettiamole così in chiaro. In secondo luogo, io ho provato a mettermi subito in contatto con Grillo quando lui se ne è uscito con una risposta secca. Sì, sicuramente si appoggia ai referendum radicali. Io l'ho cercato prima, poi non l'ho trovato, gli ho scritto una lettera aperta a quel punto, spiegandogli, caro Beppe, io rispetto molto i principi libertari di Pannella, però alcune delle posizioni che lui porta avanti non credo facciano il bene del nostro paese, perché sicuramente qualcuno ne approfitterà. E allora, ma tu li hai letto i 12 referendum radicali, proposte radicali, gli ho detto a Grillo, e lui onestamente diciamo così, con senso di rispetto ha detto no, ma a me il Radio Radicale mi ha fatto una domanda a cui io ho risposto di getto proprio per più che altro per rappresentare una stima verso Marco Pannella, ma non avevo avuto ancora modo di vederli in concreto i referendum. Allora gli ho detto guarda in concreto, perché ti dico cosa penso io, Beppe Grillo, e adesso dico che parlo a Beppe Grillo, ma parlo agli ascoltatori di Radio Radicale. Prego. Con tutto il rispetto che ho verso tutti gli ascoltatori, verso tutti gli esponenti del Partito Radicale, io alcuno dei 12 referendum li rispetto, anzi li andrò pure a firmare, altri non li andrò a firmare e quando ci saranno farò parte del comitato del no, perché quando c'è un referendum uno la può pensare in un modo e non può pensare in un altro. Allora ci dice, visto che c'è, ci dice nella per l'amor fattispecie di Dio, perché io quali ho detto sono. ho detto anche a Beppe, bisogna guardarlo uno per uno, perché non è che siccome dice vabbè a me piace Di Pietro, prende per regolato tutto quello che dice con lei, c'è alcune cose che non va bene a mio avviso, e lui mi ha detto onestamente, anche perché gli ho detto non è tanto i principi ispiratori di chi li propone, ma è l'abuso che se ne farà, e tanto è vero che il giorno stesso il cappello ce l'ha messo subito Berlusconi e quelli di Forza Italia, tanto è vero che il giorno dopo tutti i maggiori esponenti di Forza Italia, andate a vedere sulla rete, sono corsi a firmare, tanto è vero che tutti quanti se ne sono appropriati, e la ragione nobile per cui il Partito Radicale vorrebbe fare questo referendum è già diventato un fine ignobile di chi vuole approfittare di alcuni di questi referendum ancora una volta per fare leggi, questa volta di volontà popolare, per farsi gli affari suoi e non l'interesse della giustizia. Allora andiamo con ordine. Io adesso per l'amore di Dio mi trovo per strada, quindi magari qualcuno mi aiuti lei poi. Prego. Mi lasci prima dire, poi magari il finanziamento pubblico ai partiti. Io non solo sono d'accordo, ma lei mi darà atto, perché Radio Radicale mi ha intervistato molte volte sul punto, che l'anno scorso l'Italia dei Valori ha raccolto anch'esso circa 700.000 firme e l'ha già depositato in Cassazione. Poi siccome è caduto il governo, come sapete non si è potuto fare il referendum, ma voglio dire, andiamolo a firmare questi, e io sarò tra quelli che andrò a firmarle. L'8 per 1000, per esempio, mi pare che era l'8 per 1000 il quesito, in cui voi sostanzialmente dite, ma benedetto Signore, lasciamo ai cittadini scegliere a chi lo vogliono dare, se non lo scelgono la lasciamo allo Stato, inutile che se lo fregano e se lo dividono tra di loro. Mi pare che era questo il senso, detto in Di Pietrese. Adesso voi l'avete detto in modo più nobile magari. Io sono d'accordo, lo andrò a firmare, non so se mi spiego, perché uno ci deve mettere il cappello sopra se il cittadino ha detto non l'ha detto a chi lo vuol dare, che sia dello Stato e che lo Stato si assuma la responsabilità di quello che ci faccia. Così come sono anche d'accordo sulla riduzione dei tempi del divorzio.
quando si va a fare la separazione, molte volte già dietro ci sono stati 5 anni di lungaggine e di tira e molle, quindi quando si è arrivata alla separazione si è arrivate già alla fase finale molte volte in cui, come si dice, il dato è tratto, e quei 3 anni successivi sono 3 anni di pena. Allora lasciamo decidere alle singole coppie se vogliono un periodo di separazione o se vogliono andare tout court al divorzio. Quindi io sarei idea di rivedere questo istituto, e quindi andrò anch'io a firmarlo, per intenderci. Per quanto riguarda anche il lavoro di immigrazione la presenta sullo stesso modo. Mi pare che poi, insomma, dite il problema di fondo è o non è regolare, ma se è regolare che differenza fa se uno è bianco, se uno è nero, se uno è rosso, se uno è verde, aggiungo io, se uno non sa l'italiano come me e uno lo sa, ecco, voglio dire, siamo tutti uguali davanti al buon Dio e davanti allo Stato, e quindi sotto questo aspetto anche io sono d'accordo. Vado a quelli che non sono d'accordo, che sono quelli cosiddetto pacchetto giustizia, su cui lei mi dirà, ma su tutti non sei d'accordo? No, pure su quelli sono d'accordo, proprio per farvi capire come con quando buona volontà. Allora partiamo dalla buona notizia, qual è su quello su sui cui... magistrati fuori ruolo, cioè uno, se vuole, il magistrato faccia il magistrato. Io personalmente, quando ho cambiato mestiere, non è che sono andato fuori ruolo, mi sono dimesso, ho fatto 2 anni, se lei se lo ricorda, mi sono dimesso dal Pool di Milano il 7 dicembre del 94, ho cominciato a fare il ministro nel 96 e dopo nel 97 mi sono candidato, ma mi sono dimesso dalla magistratura. Questa idea che in Parlamento ci sono un pacchetto di persone che erano magistrati, vanno a fare i parlamentari, poi ritornano a fare i magistrati, vanno fuori ruolo, vanno negli uffici di gabinetto, vanno negli uffici legislativi, vanno nelle commissioni più strane, vanno in giro e ci mancano centinaia di magistrati e le cause durano una vita. Allora, bisogna aumentare l'organico, ma intanto riprendiamoci l'organico che c'è. Quindi sotto questo aspetto, come vedete, sono radicale quanto voi. Per l'amore di Dio, dove non sono d'accordo? Dove il pacchetto giustizia è un pacchetto che purtroppo crea dei problemi enormi sia in termini di messaggio che si manda, sia in termini di conseguenze. Il primo, più grave, è quello della separazione delle carriere dei magistrati. Io credo che a Costituzione attuale lasciare il pubblico ministero nella funzione giudiziaria e quindi nell'autorità, all'interno dell'autorità giudiziaria e soprattutto all'interno dell'ordine giudiziario dei magistrati in un'unica categoria, e quindi considerarlo non un organo di parte ma un organo terzo, e come tale non separare le carriere, lasciare che queste carriere possono essere svolte da coloro che hanno vinto il concorso in magistratura, anche dando la possibilità di passare dal ruolo di pubblico ministero al ruolo di magistrato, ma certamente non sullo stesso processo, evidentemente. Io ritengo che sia un principio sancito dalla Costituzione, necessario per far rimanere un pubblico ministero che risponda alla giustizia e che non si risponda a una parte, perché un giorno che ritorniamo ad avere al governo un Berlusconi qualsiasi, il pubblico ministero che deve stare sotto gli ordini dell'autorità amministrativa rischia di ritrovarsi come ha fatto la polizia adesso, che arriva la dissidente sovietica, esegue un ordine e fanno il casino che hanno fatto in questo momento, mettendo in imbarazzo tutto il paese. Quindi la separazione delle carriere e dei magistrati, io ho invitato Beppe Grillo, parlo a Beppe per parlare ai tanti Beppe e Antonio e Alessio della situazione, io credo che non si dovrebbe fare questo referendum, ma siccome è diritto di ognuno proporlo, io mi porrò fortemente in antitesi a questo referendum e ho pregato Beppe di non sposare questa tesi, perché serve poi a delimitare l'azione dell'indipendenza della magistratura. Così come l'idea che voi dite dobbiamo abolire l'ergastolo, ma l'ergastolo di fatto è già abolito, perché già dopo 21 anni anche nei fatti più gravi di plurimi omicidi con finalità terroristiche e quant'altro, dopo c'è sempre la possibilità del giudice di andare a vedere come si è comportato, ma darlo come obbligo a uno stupratore pluriomicida che è stato condannato all'ergastolo perché ha ammazzato 5 bambine dopo averle stuprate, di principio non avere l'ergastolo, abbia pazienza. Voglio vedere prima se nei 20 anni successivi che è stato in galera ha avuto un atto di redenzione, non diciamo così d'ufficio riconoscergli la possibilità che non sia l'ergastolo, perché se è un delinquente che fa paura, se è un delinquente seriale di tipo gravissimo, è meglio che stia dentro che stia fuori. Così come io personalmente sono sempre stato contrario alle droghe. Voi dite, mi
pare che hanno usato il termine di fatti di lieve entità. Qui è come al solito, la prima sigaretta è la prima sigaretta, la seconda, la terza è un vizio, la quarta si muore di tumore ai polmoni. Io sono dell'idea che la droga lo Stato non debba permetterlo, e sotto questo aspetto io ritengo che oggi come oggi le carceri non sono riempite da coloro che si drogano, ma da coloro che spacciano, e se spacciano per drogarsi la cosa è grave, che spacciano e quindi non fanno male solo a se stessi, fanno male agli altri, perché oggi come oggi il detentore di droghe, salvo che non sia di quantità rilevante, non è che va in carcere, è un assuntore di droghe, non è punito quello che anche per assumere droghe. Sì, però c'è evidentemente c'è evidentemente un problema sanitario, però, perché se c'è andiamo alla custodia cautelare, che è l'altro tema su cui io non sono d'accordo. Va bene, allora, qui c'è un fatto, voi denunciate un fatto vero, cioè in carcere in Italia il carcere italiano fa schifo. Allora, è la soluzione che voi proponete che non mi convince. Se invece del carcere fosse un albergo al mare e ci sono 50 turisti e c'hai 3 camere, non è che tu prendi, se vuoi fare il bene di quel territorio, prendi 50 turisti e li mandi via, aumenti il numero delle camere, li rendi più spaziosi, li rendi più vivibili. Se in Italia c'è bisogno di avere 20.000 posti letto e ce ne abbiamo 13.000, non è che risolviamo i temi riducendo la possibilità di avere la custodia cautelare quando questo ce n'è necessità, così come voi avete messo come principio, come cappello generale, l'ha detto Cancelliere, non solo voi purtroppo, che è un ex prefetto, che è un prefetto anzi, l'attuale ministro dell'interno, l'allora ministro degli interni ai tempi di come si dice, del governo Monti. Amnistia e indulto come una necessità, ma l'amnistia e l'indulto io li posso comprendere come uno strumento che si prende alla fine di una storia per un atto di pacificazione, ma questa idea che ogni volta che si riempie il carcere li metto fuori e facciamo l'eterna guerra tra guardie e ladri, siccome non c'ho posto ti metto fuori. No, siccome non c'ho posto creo un posto maggiore, creo soprattutto strutture per la risocializzazione, per rimettere in condizione di avere una vivibilità all'interno, per mettere in condizione che quando escono fuori abbiano avuto un momento di ripensamento a quello che hanno fatto, ma non l'idea che siccome non c'ho posto gli do l'amnistia e gli do l'indulto, perché poi avete visto che è successo l'ultima volta, voi avete fatto una battaglia nobile, ma il risultato è che non è che si sono liberati i posti di quelli che ci stavano dentro, non ci sono andati quelli che stavano fuori, dovevano andarci dentro, e tra questi molte persone che poi ce le siamo trovate a Montecitorio invece che a San Vittore. Però è anche vero che rispetto all'ultimo indulto 2/3 degli indultati alla prima prova, cioè al primo reato, non recidivi, poi non sono ritornati dentro, quindi è anche ma torno a ripetere, ma di questo non c'è bisogno di indulto, è un'istanza che si fa al magistrato per dire al magistrato guardate che siccome si sta comportando bene può uscire fuori, ma questa cosa di sorveglianza sa bene come funziona, però allora finiamo prima la lista e poi ma io sono dell'idea che rimettiamo in funzione la struttura dell'ufficio sorveglianza, ma non che rimettiamo fuori tout court, perché questa idea che uno tanto in galera non ci va, il risultato è che il delitto paga, e questo a me ma tanto in galera ci vanno solo i poveracci, ormai questo si è capito. Di Pietro, l'ultimo quesito. Allora, no, scusami. Prego. Sposi diciamo così, una causa giusta. Il problema di fondo è che in galera per reati di corruzione, per esempio, cerca di non andarci nessuno. Cerchiamo allora di aggravare questi tipi di reato, cerchiamo di rendere i falsificatori di bilancio, i falsi testimoni e quant'altro, cerchiamo di aggravarli questi tipi di reati per fargli capire che il diritto non paga. Quindi, in definitiva, in soldoni. No, c'è l'ultimo quesito, quello sulla... In soldoni, caro Peppe, non così gli ho detto. Tu avendo fatto questo messaggio, adesso tu curi, siccome a Beppe sta succedendo quello che è successo anche a me, quello che è successo a Marco Pannella, cioè per un rapporto di fiducia che si ha verso un leader carismatico, tante persone vanno e votano perché l'ha detto Beppe, perché l'ha detto Marco, perché l'ha detto Silvio, perché l'ha detto Antonio, perché l'ha detto Alessio. Allora, il problema di fondo, cosa ho detto io? Per favore, fai un post il più presto possibile sul tuo sito beppegrido.it o movimento5stelle.it, fai un post in cui spieghi uno per uno per cosa pensi, studiando e valutando i consigli radicali, perché alcuni di questi dobbiamo portarli avanti, e in alcuni di questi, a mio avviso, rispettando chi li ha proposto, perché questa è democrazia, io mi metterò, io proporrò il comitato del no e sarò uno dei fautori del comitato del no.
no, e vorrei Grillo a fianco a me come fautore del capitale del no. Mi ha detto che avrebbe dato la risposta, quindi lanciamo questo appello a Beppe. Capisci a me? Ma l'ultimo quesito però ci manca un quesito che non è da poco, quello sulla responsabilità civile dei magistrati. Ah, è così, anche questo. La responsabilità civile del magistrato ci sta già, non è che non ci sta. Il problema di fondo allora abbiamo una magistratura perfetta. È tanto vero che il magistrato che mi ha messo sotto inchiesta a me e non poteva farlo a Brescia è stato condannato alla sanzione disciplinare dal CSM. Il problema di fondo è questo: se io metto in condizione un magistrato, in questo momento abbiamo 3 gradi di giudizio, quindi il magistrato o in buona fede o in malafede. Se in malafede già adesso è un delinquente, il magistrato il delinquente deve andare dentro come tutti gli altri, ma se in buona fede, e ci sono 3 gradi di giudizio, se io stabilisco il principio, tu hai fatto un'indagine, dopodiché sarai assolto, e siccome sei assolto devi essere condannato tu, c'è un solo modo uno per non essere mai responsabile: non condanno mai, non procedo, non faccio niente, sto fermo, faccio il ragioniere, faccio il notaio. Tu pensi che l'inchiesta a mani pulite si poteva fare se non si trovava un Di Pietro o un Davigo, un Gerardo Colombo, quant'altri, che abbiamo agito sapendo di essere persone indipendenti e sapendo che agenti in buona fede facevamo il nostro dovere? Ma se il risultato è che una persona, poiché viene assolta alla fine, deve essere condannato il magistrato, questo mi sembra un'equazione assurda. No, ma non è quella l'equazione. Però, no, scusa, già adesso, se un magistrato fa un'azione non lecita e lo fa volontariamente, già adesso è punibile sia disciplinarmente, sia civilmente, sia penalmente. Quindi non diciamo le cose che non fanno, ma se non lo fa volontariamente, uno sta indagando ed è sulla base degli atti che in buona coscienza gli risultano necessari per poter procedere a una misura cautelare, e poi all'esito si scopre che il pentito era falso, che la prova documentale era costruita d'arte, eccetera, ma quel povero Cristo di magistrato doveva pensare al bene del paese e agire nell'immediatezza del fatto. Sarà lo Stato, come già previsto, a dover risarcire l'eventuale vittima, ma che il magistrato gli debbano poi riprendersi con lui e mettere in galera lui, il magistrato sai che ti dice? State tutti fuori, per l'amore di Dio. Quando lei dice il povero Cristo scopre che il pentito diceva il falso, mica si riferisce al caso Tortora. Guarda che il caso Tortora è uno dei casi più gravi e più comprensibili della ragione per cui c'è questa battaglia, che anche i radicali, soprattutto i radicali, hanno fatto. Quindi io capisco bene il caso Tortora, ma nel caso Tortora, torno a ripetere, una cosa è prendersela con i falsi pentiti, una cosa è prendersela con lo Stato e con le sue lungaggini perché il sistema di giustizia è lunghissimo, un'altra cosa è risarcire le vittime di questa ingiustizia. Altra cosa è valutare nel caso concreto se il magistrato di Tortora l'ha fatto in malafede o per un eccesso di zelo, nel qual caso già adesso si può procedere, o se l'ha fatto facendo il suo dovere, nel qual caso prevedere questa automaticità della responsabilità civile a me pare un rischio gravissimo, perché a quel punto, torno a ripetere, non ci sarà più, si rincorreranno soltanto i poveri cristi e non i grandi malfattori dello Stato, perché come fai a difenderti? E però una domanda: come mai allora per dolo o colpa grave, da quando c'è stato il caso Tortora e poi poco dopo è morto Enzo Tortora proprio di questa vicenda, ad oggi solo 4 volte si è sancita una punizione per dolo o colpa grave di un magistrato? Abbiamo una magistratura perfetta che ci invidia tutto l'universo, neanche tutto il mondo. Cioè, c'è qualcosa... Però, io ti rispondo con un altro esempio. Te lo ricordi il processo a Previti, con cui c'era il giudice Metta, l'altro giudice, aiutami tu come si chiamava lì, ve lo ricordate voi dell'informazione che avete fatta? Avete criminalizzato la magistratura, ma non i giudici che si sono fatti corrompere, bensì i giudici alla Bocassini che hanno fatto l'inchiesta. No, nessuna criminalizzazione, insomma. No, lascia stare, voglio dire, vatta a rivedere, non i tuoi, vatta a rivedere il servizio della disinformazione strumentale che ha portato avanti. Qui io l'impressione che ho, anzi, perché impressione, l'ho vissuto sulla mia pelle, in tutti questi anni, invece di criminalizzare chi ha commesso i reati, sono stati criminalizzati i magistrati che li hanno scoperto. L'ultima anomalia che mi permetti di denunciare è avvenuta qualche giorno fa. Cioè? Un signore di nome Silvio viene condannato a 4 anni per frode fiscale.
attaccano tutti i magistrati di Milano, gli fanno un mazzo così a quelle 3 donne magistrati, gliene dicono di tutti i colori, e il primo magistrato d'Italia, il Presidente della Repubblica Napolitano, invece di difendere la magistratura, essendo lui Presidente del CSM, il giorno dopo riceve il condannato a 4 anni. Abbi pazienza. Signori italiani, aprite un po' gli occhi. Di Pietro, l'ultima considerazione, perché poi in questa intervista noi abbiamo messo carne al fuoco perché il fuoco ci sia, nel senso che è un fuoco democratico, come diceva proprio. No, molto democratico, vedi, con grande rispetto. Quindi, e poi io sono però anche alcuni referendum. Esatto, quindi secondo me è un aggiornarci a dibattere ancora, magari assolutamente sì. Non con un intervistatore, ma in realtà con Pannella stesso, piuttosto che con altri esponenti. Volentieri, e quindi salutatemelo, come state a proposito? Faremo in modo che vi possiate salutare al più presto personalmente, però la cosa è questa. E quindi abbiamo detto, non abbiamo obiettato che cosa? Che per esempio sulla separazione delle carriere c'è evidentemente un problema di particolare confidenza fra le parti, fra 2 delle 3 parti, piuttosto che per rispondere anche sull'amnistia all'indulto, visto che lei è un legalitario, il problema non è solo di costruire più posti, è anche di rispettare una legalità che l'Europa per una prima cosa è la confidenza, una cosa è il rispetto delle parti, cioè meglio di me. Si è confidenti anche della magistrati e avvocati. Ma noi rimandiamo su questo. Ci torniamo su questo. Ci torniamo, no, perché non c'è. Però tenete presente che sui referendum radicali io voglio essere un protagonista. E questa è una buona notizia. Sia nel promuoverli, alcuni di essi, sia nel contrastarli. Ma si promuovono anche contrastarli. Di stare con me, ma di farlo in modo trasparente, con grande amicizia e con grande rispetto l'uno delle posizioni dell'altro. E questo è salutare per la democrazia. L'ultima cosa però, che ci azzecca Berlusconi con il referendum giustizia? Perché lei stesso nell'elencarne le ragioni, le sue ragioni a favore o contro, Berlusconi non l'ha mai nominato, se non nell'ultimo caso con Napolitano. Andate a vedere che cosa stanno facendo già. Abbiamo i ministri che sono andati a firmare e hanno sposato a piene mani. Ma secondo te? Ma ce n'è voluto non parlo a te, ma secondo voi che ci ascoltate, scendiamo giù dal pero. Ma Berlusconi ha dei referendum dei radicali. Che gliene frega se non quello di ottenere i referendum sulla responsabilità civile dei magistrati e se non quello di ottenere la separazione delle carriere, perché gli serve a lui per indirizzare il lavoro dei magistrati e per mettere in condizione di non fare quel che stanno facendo come da 20 anni sta facendo. Ma non fa in tempo ormai. Ma come non fa in tempo? Questo qui non fa in tempo. Ma io infatti, perché io mi lamento molto col Partito Democratico? Che ha firmato i primi firmatari di questi referendum sulla giustizia, tra i presentatori ci sono 2 deputati del PD. Ma torno a ripetere, i deputati del PD io ne sono contento che l'hanno presentati e ti ripeto, alcuni di questi è come se l'avessi presentata anch'io, anzi. No, quelli sulla giustizia, proprio quelli ma quelli sul finanziamento pubblico, io addirittura ho raccolto le firme l'anno scorso. Sì, lo so, certo. Detto questo, voglio dire, scendiamo giù dal pero, ma Berlusconi e i suoi sodali, questa battaglia lo stanno facendo per un principio di legalità o per un interesse personale? Se vogliamo ancora credere alla luna o nel pozzo, crediamoci, ma alle bamboline non ci crediamo più. Processo alle intenzioni, ci passi la battuta, processo alle intenzioni questo però. No, non è processo alle intenzioni, è occhi aperti a Berlusconi che ci ha fottuto 1000 volte, perché ci sono stati troppi Ponzio Pilati che hanno fatto finta di non vedere quando si è fatta la legge ad personam, che hanno fatto finta di non vedere quando c'era da applicare la legge del 57, quando anche Berlusconi aveva i pantaloni corti e non poteva essere candidato, eleggibile, perché ci sono molte persone che hanno ancora adesso se la prendono con i magistrati quando per esempio su Mani Pulite, la questione Mani Pulite, io sono stato criminalizzato per aver fatto un'inchiesta Mani Pulite, me ne ho subite 353. Adesso stamattina, mentre stiamo parlando, prima, mentre stavo aspettando che mi chiamate, mi è arrivata una richiesta di archiviazione della Procura di Milano di una denuncia che era fatta Berlusconi a me, perché gli ho detto, ma Berlusconi invece di pensare bunga bunga pensasse al bene del paese, cioè fa pure l'offesa, invito ai discorsi, ma voglio dire, per la miseria, ci vuole la pazienza. No, ci vuole pazienza e tempo perché torneremo a parlarne. Torniamo con grande volontà, ripeto,
Io su questi referendum voglio che i cittadini si esprimano e rispetterò la volontà dei cittadini, perché però vorrei che i cittadini siano informati. Radio Radicale lo fa facendo la sua battaglia di legalità, io lo voglio fare facendo la mia battaglia di legalità. Dico a Radio Radicale, dico agli amici dei radicali, dico agli amici che non la pensano come i radicali, state attenti però che si è inserito un terzo soggetto, il berlusconismo, che non fa questo per una battaglia di legalità, trasparenza e Stato di diritto, ma lo fa per fottersi e per farsi i fatti i suoi. Quindi non cadiamo nel trabocchetto. Appuntamento al dibattito allora. Grazie davvero ad Antonio Di Pietro. Grazie.